non avete potuto avere questa occasione, però come ben capite era un momento molto particolare, tutto andava fatto un po' all'ultimo momento. Vi consiglieremo comunque chiaramente tutta quella che è la documentazione mediatico-visiva che voi volete nelle vostre mani e racconterete questa Sartiglia, o meglio questo momento, in una condizione chiaramente un po' diversa di quella per cui siamo stati abituati in questi ultimi anni. Io vi ringrazio, poi chiaramente se avete bisogno è logico che vi dedicherò il tempo necessario per potervi raccontare quello che è avvenuto in questo brevissimo tempo, perché è stato veramente breve, e tutto quello che è stato fatto qua all'interno in queste ultime ore. Però era importante che si facesse, è importante che la città avesse questa benedizione per chi chiaramente crede in questo gesto simbolico. L'abbiamo fatta per la città, l'abbiamo fatta probabilmente anche per il mondo intero perché siamo in un momento molto particolare. L'abbiamo fatta per l'amico Maurizio Casu, nonché componitore di Domeniche per il suo gremio. Trombe e tamburi tutti, a prescindere dal vessillo e dai colori che loro portano. L'abbiamo fatta per voi e per tutta la città. Quindi io vi ringrazio, quando avete bisogno vi dedicherò un po' di tempo. Adesso. Raccontaci le tue emozioni da Emozione, non lo so, io sono una persona che si emoziona sempre poi dopo, quando registra un po' le cose. Devo dirvi che è stato molto importante il giorno che sono stato chiaramente invitato in gremio e che abbiamo deciso probabilmente di poter fare qualcosa, ma questo non era chiaramente, considerato tutto quello che c'è stato in quest'arco di tempo, molto, molto facile da fare. Però comunque andava fatto, bisognava trovare appunto, come vi ho detto prima, il tempo giusto, il momento giusto e lo spazio giusto per poter fare quello che è stato fatto e quello che la città in sostanza voleva. Abbiamo fatto un po' tutto all'ultimo momento, prove in fretta, recuperate chiaramente Samassa Yamana, che ci tengo a citare, che è Rita Carta, Laura Zocchedu, che è un'altra ragazza che aveva già vestito nel 2017 per me, e poi la mia compagna Daniela. Abbiamo dovuto chiaramente chiamare un congiunto proprio perché dovevamo evitare affollamenti, assembramenti e quant'altro. Ecco, quindi questo è quello che è avvenuto nelle ultime ore. La benedizione materialmente come è stata fatta? La benedizione è stata fatta chiaramente dal tavolo, perché non potevamo avere cavalli per poter comunque almeno eseguire un pezzo della città. Quindi la benedizione è stata fatta con Savipia de Maio, come generalmente avviene, chiaramente senza cavallo, e rivolta chiaramente a tutti quelli che sono i punti cardinali della città, affinché tutti possano godere di questo gesto simbolico. Ecco. Non ho dimenticato chiaramente i cavalieri, assolutamente, come vi ho detto, tamburi, trombe e tutti quelli che sono i quadri più importanti della Sartiglia, compresi voi che comunque portate queste tradizioni nel tempo. Ecco. Ti senti nella storia? Non lo so, forse questo dovrà raccontarlo mio figlio. Io credo di aver fatto qualcosa di importante e soprattutto aver avuto la possibilità di farlo in un momento particolare. Credo di essere stato anche molto fortunato. È un compoitore un po' anomalo, senza cavallo, è vero, però non volevamo lasciare quelli che erano i simboli religiosi forse più intimi che un tempo ci raccontavano anche i nostri nonni, e cioè il tutto fatto all'interno delle case con poche persone. Quest'anno è stato fatto e ve lo regaleremo sotto video o sotto fotografia, ecco. Questo è quanto. Non ho capito il messaggio sui compositori di San Giovanni, cioè lui non ha potuto vivere le stesse emozioni. Io non lo so, se io non so niente di San Giovanni. Ci siamo sentiti qualche tempo fa con Maurizio e anche loro erano molto indecisi. Io non so se lui abbia fatto o meno vestizione, non so se ci sia stata una benedizione da parte loro, ma non me ne vogliono, ma mi sono sentito comunque per dovere anche con Maurizio, per l'amicizia che ci lega, eventualmente di poter aver fatto qualcosa anche per lui, ecco, semplicemente. Se non ha avuto la possibilità di farlo, magari l'ha fatto, noi non ne siamo a conoscenza, però questo era doveroso, sia come compositore, era doveroso anche come rappresentante di un gremio, come rappresentante appunto di un qualcosa che è importante per voi e per la città. Ecco, questo è quello che è avvenuto in questo pochissimo tempo. Peppe, invece per avere il video cosa? Per avere il video adesso riesci ad averlo subito? Sì, penso di sì, qualche pezzettino è già stato registrato. Chi c'era? Dovrebbe essere qualcuno qua dentro, adesso lo intervistiamo vediamo un po'. Quanto è durata la vestizione? La vestizione è durata un'ora e... Quindi completa è stata una vestizione completa, sì. Abbiamo voluto comunque ripercorrere almeno quelle che erano le essenze, ovvero la vestizione e la benedizione con Savipia de Maio, compresa poi chiaramente la svestizione che è avvenuta in maniera molto
molto più rapidi, insomma. Ma quelli che sono quelle parti essenziali, che una certa religiosità, li abbiamo voluti percorrere così come il gremio chiaramente ha voluto e come accordi presi, insomma. Giusto per rendere giustizia a tutti, visto che hai fatto il nome delle Massaiedas, chi ha confezionato Savipia del Maiu nella giornata di ieri, immaginiamo. Ieri molto tardi è stata fatta, perché è una cosa chiaramente, come avete ben capito, è fatta un po' all'ultimo momento. Gianni Melis è stata confezionata da lui e da Umberto Azzini, che è insomma uno dei decani del gremio di San Giuseppe. Ecco. Grazie mille a Trusano. Grazie a voi, speriamo che sia come negli ultimi anni. Grazie a voi.